c'è il mare, ma ci sono tante spiagge e più che prendervi il sole ci si gioca. Parliamo di beach volley a Vicenza, che a Zermeghedo ha ospitato un corso per diventare maestro di beach. Per la prima volta in Veneto siamo riusciti a organizzare un corso appunto per diventare maestro di beach volley. È molto importante appunto perché si riesce anche a dare una formazione a chi dopo andrà a insegnare proprio direttamente sul campo i beach volley ai ragazzi. Al corso partecipano 22 persone, è sicuramente un buon risultato e segno che appunto il movimento del beach a Vicenza e in Veneto è vivo. In Veneto Vicenza rappresenta una delle sedi storiche per il beach volley e gli appuntamenti non mancano. 4 tappe open più master finale e a livello di numeri siamo circa 200 praticanti, anche considerando poi che c'è anche un campionato giovanile di riferimento che parte dall'Under 12-14 promozionale, Under 16, Under 19 e poi appunto la tappa Open. L'importanza di questi corsi sta proprio nel riuscire a far acquisire ai partecipanti le tecniche per insegnare il beach volley. È stato molto difficile passare dal saper fare al saper insegnare. Io credo di poter trasmettere quello che è la mia esperienza di gioco alle persone che si avvicinano al nostro sport. Il difficile è stato imparare le tecniche che mi permettevano di comunicare quello che io sapevo. In Veneto si prepara anche una selezione Under 18 in vista del trofeo delle province. Si prenderanno tutti quanti i ragazzi più promettenti del volley veneto e gli verrà proposta l'opportunità di giocare a beach volley rappresentando la propria regione. Verranno selezionati e in un secondo momento preparati per questo torneo. La volontà è quella di dare dignità ad uno sport che troppo spesso viene assimilato alla pallavolo indoor e praticato solo per divertimento, ma qualcosa sta già cambiando. Speriamo che prenda piede, anche perché è un bellissimo sport, è uno sport soprattutto frequentato d'estate, che quindi non ha il problema del calcio e del basket, quindi ha la massima visibilità possibile. Per poter conseguire questo obiettivo è necessario contare su impianti regolamentari, possibilmente aperti anche d'inverno. Con questa idea, una ex giocatrice di beach ha dato vita ad un nuovo progetto. Perché non organizzo qualcosa anch'io, che così magari posso promuovere ancora il beach volley nel Veneto. E ho trovato anche Luca Battelotto molto disponibile a aiutarmi con delle informazioni che magari per me non le avevo, così lui ha fatto già 2 campi belli lì a Cornedo. Quindi al Country Club da metà maggio sarà anche una comunicazione tramite il website della federazione, 2 campi proprio con le misure di un campionato regionale, con almeno 5 metri intorno al campo. Faremo anche dei tornei là, più avanti cercherò di fare comunicazione dappertutto, insomma. E Vicenza non si ferma qui, in cantiere anche un corso per diventare supervisor. Verrà svolto un corso nazionale per diventare supervisor, che è poi delegato tecnico della FIPAV, che va proprio sui campi, verrà svolto in Veneto. Si presume entro il mese di maggio. E il maestro Meggiolaro saluta le telecamere di Zona Volley con un invito. Venite, provate a partecipare ai nostri tornei, ai nostri corsi e poi insomma se sono rose fioriranno.